Buongiorno, ho appena concluso la 27 km del Giro del Lago di Varese, è stata una bella soddisfazione, anche se è stata una bella faticata perché comunque il percorso è molto gradevole con dei sali e scendi, gli ultimi chilometri sono stati un po' duri. Bellissima dal punto di vista naturalistico e anche dal punto di vista di come è tenuta questa pista ciclabile, perché comunque non ci sono rifiuti, c'è pulizia assoluta e soprattutto si passa anche in alcuni punti caratteristiche quali possono essere le ghiacciaie di Cazzagoprabbia. Dal punto di vista agonistico è stata comunque una bella gara e Marco Rampi, il presidente di Africa Sport, che è il gruppo che organizza insieme al CAM Whirlpool la manifestazione, ci spiega com'è andata. È stata una bellissima mattinata di sport, quasi 700 persone tra la gara competitiva e la gara non competitiva, la camminata di 8 km, è stata veramente una marea di gente, siamo molto contenti. Dal punto di vista tecnico ha vinto Andrea Sofentini la gara maschile, mentre al femminile Claudia Gelsomino si è affermata su tutto. È stata una giornata fredda, al mattino coperta, adesso finalmente si sta aprendo anche il sole e quindi fare meglio la miglior cartolina per festeggiare questa edizione del Giro del Lago di Varese sulla pista ciclabile.